ore per cercare di adattare uno strumento di per sé già complesso, in più se applicato in un contesto, diciamo così, locale, lo è diventato ancora di più, quindi bene, grazie anche per la vostra presenza insieme a Monica Vianello. Ti lascio la parola a te per chiudere, diciamo così, la giornata andando appunto sui temi della valutazione del progetto. Prego. Allora, intanto buonasera a tutti e grazie dell'invito. Starei in piedi io, per adesso. No, per adesso dai, io non mi siedo per motivo. Non mi vedo. Ah, è la webcam Sì, qui? sì. Ah, ok. Bene. Sì, No, ciao. aspetta, No, no, va no. bene. Volevo addirittura scendere io in platea, ma va bene così. Allora, la durata dell'intervento è? Sarebbe di mezz'ora, ma dipende tutto da voi, nel senso che potrebbe essere anche più stretto il tempo, ma potremmo trovarci qui col buio a parlare. Al di là della disponibilità di tempo al momento, in questa occasione voi sapete che noi siamo aperti al pubblico, cioè come uffici regionali siamo aperti al pubblico, quindi noi riceviamo giornalmente richieste, non tanto io, ma Monica Vianello riceve richieste di chiarimenti, eccetera. Però devono essere richieste che comunque presuppongono che sia stata fatta una riflessione precedente. No? Non capisco la virgola, no? Perché non ho voglia di mettermi a leggere più con attenzione, con maggiore attenzione, e quindi prendo in mano il telefono e ho la risposta immediata. Perché questo si capisce dalle telefonate. Quindi, questo per dire che vedo qua il preside qua davanti, quindi me lo vedo qua di fronte. Come si diceva a scuola, leggete bene le consegne. Eh? Quando c'è il tema di italiano oppure il compito di disegno, leggete bene le consegne. Ecco, questo è il suggerimento che io vi do per affrontare la stesura del progetto per poi eventualmente poter pensare di essere valutati positivamente. Perché quello che noi abbiamo notato è che le consegne non vengono lette spesso, cioè ci si focalizza molto sull'aspetto della spesa, di mettere assieme tante belle parole, però non sono lette bene le consegne. E tra l'altro, leggera digressione, è stato estremamente interessante sentire l'intervento del gruppo operativo Emilia Romagna, perché dovremmo organizzare veramente adesso, se c'è qualcuno della rete rurale nazionale, tanto la rappresentanza di CREA riporterà, ma se c'è qualcuno che ci vede, ciao a tutti innanzitutto, ma bisognerebbe veramente organizzare un bel seminario in cui i gruppi operativi di diverse regioni presentano per la stessa focus area e vedere la diversità di applicazione del PSR nelle diverse regioni, di interpretazione, perché una focus area prevede, appunto, avendo anche in Emilia Romagna, ma dappertutto abbiamo i progetti suddivisi per focus area. E le focus area hanno un target ben specifico, la competitività dell'azienda rispetto alla competitività della filiera, che è un'altra focus area, eccetera. E quindi è interessante vedere come magari all'interno di una focus area 2A intervenga comunque la filiera, come in questo caso, magari anche con prodotti non in allegato 1 tipo pane, per cui da noi sarebbe andato in un'altra, magari nella focus area 3A. Dopo si tratta di vedere se l'aspetto più interessava più l'aspetto di campo, no? Quindi ma la trasformazione, ecco, presumo di sì, fino alla farina. Ecco, quindi siccome ho visto la produzione dei pani e l'informazione sono stati fatti i primi pani, certo, e quindi per questo dico, poi è interessante vedere come perché quando si parla di valutazione si parla di criteri di selezione, per valutarli si applicano i criteri di selezione. Ed è interessante vedere come le diverse autorità di gestione e quindi le diverse regioni intendono orientare verso alcuni
progetti. Ha citato un allegato, l'allegato 16, no? La tabella 16, in cui venivano definite delle priorità di intervento, cosa che la Regione Veneto non ha fatto, no? Quindi la Regione Veneto ha lasciato la possibilità a diversi gruppi operativi di proporre, cioè abbracciando in toto lo spirito bottom-up che è stato divulgato dalla Commissione europea e dal service point del PEI, cioè approccio bottom-up. Quindi noi non abbiamo orientato diciamo, verso particolari tipi di progetti, come non abbiamo orientato verso l'adozione di certe misure rispetto ad altre. Per esempio, nel caso dell'Emilia Romagna abbiamo visto 15 punti su 100, quindi 15%, se c'era l'intervento 1.1 della formazione. Questo significava che quasi tutti i progetti, per poter prendersi il 15%, avranno presentato delle proposte di formazione. Quindi immagino che gran parte abbiano fatto questa scelta. Questo è un orientamento forte che però alla fine non seleziona, perché comunque tutti... È vero che nell'ambito della selezione, non so però come, se si portava dietro una parte del punteggio ottenuto nella valutazione del percorso del progetto di formazione, perché in Emilia Romagna anche hanno un altro sistema che il progetto di formazione viene presentato, viene validato diciamo in una prima fase e viene attribuito un punteggio in quella fase che poi si porta dietro nella fase successiva quando c'è il bando della misura 1.1. Immagino che in questo caso non veniva, è stata valutata solo la coerenza probabilmente. Mi dicono, mi hanno mandato un messaggio che gli interventi del pubblico non si sentono se non sono fatti via microfono e quindi le domande anche prima sono sfuggite. No, ma siccome è interattiva, forse vorrebbe che tu venissi qua se dobbiamo fare una... No, ma io so come funziona, ma l'ho letto bene, ma questo per far capire al pubblico, che cioè, i nostri qua amici che sono qua, Mi sembra di aver capito che l'idea fosse che in questo modo, attraverso la formazione, noi garantivamo la circolarità delle informazioni all'interno del gruppo operativo, cioè era uno strumento in più per far sì che i risultati arrivassero a tutti i partner del gruppo operativo, soprattutto alle aziende agricole, perché appunto Patrizia Proietti lo diceva, che il rischio è sempre che appunto il ricercatore sta nel suo laboratorio e poi il risultato lo mette nell'articolo, ma l'agricoltore non lo sa cosa è successo. Ok. Quindi diciamo l'idea era questa. Sì, conosco bene chi ha scritto il bando della misura 16 dell'Emilia Romagna e so che questo era l'obiettivo. Però ecco, per dirvi che ogni regione ha il suo sistema e quindi e l'intervento nei criteri di selezione spesso orienta nelle scelte fatte a monte dalla regione e vi dico appunto che l'approccio in Veneto invece è stato quello dell'approccio completamente bottom up, quindi dal basso, nella ricevere le proposte. E quindi da qui nasce anche la difficoltà di mettere in comparazione progetti che nell'ambito della stessa focus area possono riguardare un settore rispetto a un altro, quindi non so, la zootecnia rispetto una coltura estensiva, quindi un problema magari legato alla fitopatologia, alla presenza di micotossine, grandi temi, no? Rispetto magari ad argomenti apparentemente più di nicchia, tra virgolette, come quello che ho presentato oggi. Poi ieri ho partecipato a un convegno riguardava un'indicazione geografica. Abbiamo scoperto praticamente che di nicchia ormai non c'è più nulla, nel senso che la nicchia diventa invece un interesse, quindi non è più nicchia, diventa un business. Ecco, però a parte questo, un'altra possibilità,
do un'informazione così al gruppo operativo dell'Emilia Romagna, oggi trovate qui dentro un altro possibile aggancio per la vostra attività. Non è un gruppo, è un gruppo operativo, praticamente partecipa alla fase di innovation brokering, ma io lo considero un gruppo operativo quasi che ha anticipato un po' i tempi, nel senso che alcune cose che sono state descritte nel progetto noi le abbiamo viste già realizzate come provincia di Belluno, nel senso che qui ho Samson davanti e i progetti anche stessi in cui è intervenuto anche l'Istituto Tecnico Agrario, quindi diciamo eventualmente create relazioni. E poi un'altra cosa, che tutto il mondo è paese, perché comunque oggi abbiamo visto dei progetti che riguardano i cereali minori, che anche qua sono stati fatti, dei progetti che riguardano il progetto che riguarda la filiera corta, la difficoltà, il co-farming, no? La difficoltà di trovare tutte cose che anche qui ma è questa la forza del Pay Agri, cioè quello di permettere di venire a conoscenza che lo stesso problema non è un problema che vive qui e basta, è un problema che attanaglia tutti e quindi tutti stanno cercando una soluzione, ognuno sicuramente troverà la soluzione che è migliore, in maniera migliore si adatta alla sua situazione, alla sua localizzazione, però qualcosa dall'altro c'è sempre da imparare. Quindi questa è la forza del Pay Agri e non deve diciamo, sorprendere se ma sta roba qua l'abbiamo già fatta, no? Scusate se magari mi scappa qualche parola in dialetto, ma adesso mi sono trattenuto. L'abbiamo fatta già, ok, ma l'abbiamo fatta perché qui c'era questa situazione, probabilmente di là verrà fatta, apparentemente così da come mi viene descritta sembra anche uguale, però sicuramente avrà un dettaglio, entrando nel dettaglio avrà delle particolarità che lo caratterizza, che sono legate al territorio. Detto questo, e già mi sono, per questo dico, come si fa qua? Ah, ok, c'è la freccia. Sopra, sì, e poi avanti. Bene. Allora, sì, mi tolgo gli occhiali se non ci vedo. Allora, abbiamo la valutazione qualitativa perché, allora, intanto per chi non è della nostra regione, noi abbiamo adottato, a differenza di quello che è successo in Emilia Romagna, un sistema a pacchetto di misure, nel senso che abbiamo detto, bene, il gruppo operativo per realizzare quello che vuole realizzare probabilmente ha bisogno di utilizzare diversi attrezzi in questa cassetta che è il PSR. I diversi attrezzi sono le misure. No? Quindi il nostro approccio è: avete un set di misure applicabili che sono anche definiti dal PSR a seconda della focus area, e per poter raggiungere l'obiettivo potete prendere da questa cassetta e attivare diverse misure. Sicuramente la misura, quella che fa da collante, è l'intervento 16.1, che è l'intervento appunto che finanzia la parte amministrativa, la parte che è stata definita di funzionamento di esercizio della cooperazione. Ecco, quella è e anche la divulgazione, nel nostro caso. Quindi abbiamo questo intervento. Poi c'è l'intervento vero e proprio di sperimentazione, di sviluppo, eccetera, che è sostenuto dalla 16.2, e poi ci sono tutte delle altre serie di misure che vanno, chiaramente a seconda della focus area, possono andare dagli investimenti, quindi la misura 4 per esempio può essere attivata, quindi se c'è bisogno di realizzare un intervento in azienda si interviene con una misura specifica, perché effettivamente è un intervento aziendale, e nel momento in cui viene valutato positivamente il progetto del gruppo operativo, passa in toto tutte le misure anche collegate. E da qui nasce il primo problema, perché uno coglie subito l'occasione e dice: se partecipo a un gruppo operativo salto qualsiasi graduatoria. Nel caso della misura, scusate, dell'Emilia Romagna abbiamo visto la misura 1 saltata la graduatoria di fatto perché era applicato, passato il progetto del gruppo operativo, è passato anche l'intervento 1.1,
E lo stesso avviene qui, c'è una domanda 1.1 collegata, potrebbe esserci una domanda 4.1 collegata, se stiamo parlando della focus area 3A ci potrebbe essere una domanda 4.2 collegata e così via. Non è stata ancora attivata la misura 2, però l'attività di consulenza è un'altra delle misure candidate ad essere attivate dai gruppi operativi e auspicate anche dalla Commissione europea come misura collegata all'attività dei gruppi operativi. Quindi ecco, questo crea un problema, dicevo, perché la tentazione è alta inserire dentro misure che poi in un piano di attività di gruppo operativo che permettono di saltare la graduatoria, e quindi il processo di valutazione ha un occhio particolare nell'andare a scoprire, cercare di scoprire se questo è vero, se questo tentativo è stato fatto da parte del gruppo operativo o di qualche parte del gruppo operativo. E quindi diventa, diciamo, c'è tutto un sistema di percorso della valutazione che permette di valutare se quella misura e quello di intervento quindi è coerente o non coerente con l'obiettivo finale. Se il fatto che io necessariamente devo portarmi dentro un partner che deve fare per questo progetto, deve fare un investimento con quelle caratteristiche, la domanda spontanea è: ma non c'è qualcun altro che ha già quell'investimento realizzato, per cui basta che io lo testi, basta che lo adatti, e quindi limitando la spesa. Quindi c'è questo aspetto. Come sappiamo, abbiamo i bandi, quindi i progetti sono valutati per focus area, in modo che si mettano in competizione progetti che mirano a soddisfare fabbisogni individuati dalla focus area specifica. Questo è il bando del GAL. Abbiamo la focus area 2A e la focus area 3A con questo budget dell'intervento 16.1, giusto? Bene. I punteggi, appunto, i progetti vengono valutati per focus area e inseriti quindi in una graduatoria di questo tipo. Allora, qui abbiamo a bicicletta, i gruppi operativi devono pedalare, poco da fare. Ok? Quindi abbiamo il capofila e poi abbiamo tutta una serie di partner. Qui abbiamo solo tre partner di fatto in questo progetto. Allora, il telaio più i 3 ciclisti vengono valutati all'interno della 16.11. Cioè, questo è difficile da comprendere per chi non presta attenzione, e qui siamo proprio disponibili a spiegare più volte il concetto. Come mai va via tutta sta roba prima? Va avanti e indietro, vabbè. Ah, perché tolgo? Allora, come ho detto, noi abbiamo diverse misure, diversi interventi. La 16.11, ma come ha spiegato bene Marco Tofano, la domanda a cappello, la domanda collegata, la 16.2, la 16.1, eccetera, no? Ecco. La 16.1 guarda al complesso del gruppo operativo. Dico, qui abbiamo 3 partner che sono tutti coinvolti nel gruppo operativo e il telaio che è praticamente la struttura del gruppo. Poi abbiamo le ruote e i 2 ciclisti. Perché 2? Perché uno, magari il capofila, in questo caso è indicato il capofila, potrebbe non essere coinvolto nell'intervento 16.2. Quindi, rispetto all'impostazione di altre regioni, noi abbiamo che il gruppo operativo è una compagine più ampia di quella, potenzialmente più ampia di quella che partecipa alla 16.2.
operativamente. Significa che il progetto di sviluppo viene fatto, non so, può essere fatto dalle imprese agricole, può essere fatto da un'università, un ricercatore, eccetera, e l'altro soggetto che partecipa è l'azione. Quindi il processo di valutazione messo in atto dalla Regione Veneto praticamente consta di due modelli, cioè la commissione di valutazione valuta due modelli separati di fatto. Quello della 16.1 diciamo, di sperimentazione piuttosto che di sviluppo di un nuovo prodotto, di un nuovo processo. Poi il capofila in questo caso potrebbe essere, per esempio, 4.1 verrebbe valutato, la coerenza verrebbe valutato nell'attività complessiva della 16.1. Quindi è un sistema abbastanza complesso di valutazione, quindi posso immaginare abbastanza complesso nell'approcciare la stesura, nel senso che allora i criteri di selezione per valutare l'attività di amministrazione, esercizio della cooperazione, divulgazione di risultati, partecipazione alla rete comunitaria del PEI Agri e alla rete rurale nazionale sono, diciamo, riguardano l'intervento 16.1. I criteri di selezione applicati all'attività relativa alla cooperazione vero e propria del progetto pilota dipende se è un progetto pilota si porta dietro un punteggio rispetto a un progetto dimostrativo, realizzarlo e testarlo, ok? Dopodiché ci sarà la fase successiva con partecipazione, di divulgazione, di disseminazione e quindi la possibilità di poi replicarlo. Il progetto dimostrativo dimostra praticamente qualcosa che è già positivo, è stato già realizzato positivamente da altre parti, che però da noi non viene, magari per qualsiasi motivo non è ancora stata abbracciata quell'idea e a questo punto diventa una dimostrazione. Invece un progetto di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie si parte un po' più da lontano e il risultato dovrebbe essere proprio sviluppo di nuovi prodotti. Poi, come dicevo, abbiamo gli altri interventi del pago che Monica ha rappresentato così nel cestino della bicicletta, cioè le altre misure 4.1, 1.1 e così via. Poi c'è l'esame di maturità del 2017, la bicicletta con le ruote quadrate. È vero, preside, che no, magari non so se sia andato a fare missione in qualche liceo scientifico, però in liceo scientifico c'era questo l'esame di fisica, matematica, non so cosa fosse. Boh, era uno dei quesiti che vado a scalpore. Bene. Ovviamente con le ruote quadrate non si può fare molta strada, anche se abbiamo visto che le ruote quadrate sono state oggetto di questo per dire che comunque il 16.2 è un progetto, è diciamo un elemento importante della valutazione. Quindi il punteggio che si porta dietro la valutazione del 16.2 è importante, è fondamentale, perché poi si ripercuote nella valutazione complessiva. Infatti c'è tutto un meccanismo che dopo vedremo, c'è un meccanismo che permette di riportare all'interno della valutazione della 16.1, quindi nel suo complesso, la valutazione di tener conto della valutazione che ha ottenuto il progetto di dimostrazione. Allora, cosa dice il bando? Abbiamo i due, appunto quello che dicevo prima, il 16.2 è riparametrato per essere inserito nel criterio di priorità 7.2 del tipo di intervento 16.1. Quindi ci sono, dicevo, due progetti di fatto, 16.1 che è più complessivo, che riguarda anche le altre misure, la divulgazione e l'esercizio della cooperazione, e la 16.2 che invece focus specifico sull'attività sperimentale, chiamiamola così per semplicità. L'attività sperimentale viene valutata a sé stante, il punteggio ritorna e quindi la prima cosa che normalmente la commissione fa è valutare la 16.2, perché una volta che ha valutato la 16.2 intanto conosce una parte della partnership, che ripeto non è tutto il resto, però già si fa idea
di quello che sarà il focus dell'attività. Da qui leggerà la coerenza con le altre misure collegate e leggerà la coerenza della partnership per la 16.2, ma anche per le misure collegate. Quindi diciamo è questo il percorso che viene seguito. È previsto che ci sia un punteggio minimo del pago, cioè della valutazione del gruppo operativo, quindi la valutazione finale, la graduatoria si stila sui punteggi del 16.1, quindi del pago. Noi l'abbiamo chiamato pago, come se avessimo avuto una figlia avremmo chiamata Speranza, perché comunque pago è pago, pago, non serve. Quindi, allora, al fine di assicurare la massima trasparenza e imparzialità, noi abbiamo fatto un esercizio che per rispondere a quella domanda che quando eravamo seduti dall'altra parte della cattedra dicevamo: professore, ma quanto inizi a valutare e come ci dai i voti? Quindi abbiamo cercato di fare questo esercizio. Allora, intanto le consegne. Qua, a differenza di altre tecniche di comunicazione, siccome poi queste cose qua, queste slide rimarranno, no, queste non sono altro che delle sintesi prese dal bando, però siccome poi rimangono e uno a distanza di tempo va a rivedersi le slide, se non ha preso dei begli appunti, tante parole, mettendo solo foto, mettendo solo immagini o poche parole, l'informazione viene dimenticata. Allora, io vi consiglio, e lo facciamo assieme, per uno di questi aspetti qua, di criteri, una lettura attenta, perché le parole pesano qua e pesano nel progetto. Significa che più parole mettete, può anche essere che pesano meno. Quindi il peso delle parole non è proporzionale al numero, il peso delle parole è legato al significato che vogliono trasmettere. Allora, questo perché? Perché abbiamo visto progetti in cui libri quasi che ci hanno scritto. Il professore cosa diceva? Non stai a scrivere massa, non state a scrivere troppo, che dopo io mi annoio a leggere, no? Diceva quando facevamo i compiti di italiano. Scrivete, siate puntualizzate, concisi, trasmettete quello che volete dire, ma non state. Ecco, più o meno il concetto è questo. Allora, guardiamo il grado di applicabilità dei risultati. Il punteggio viene attribuito sulla base dei dati forniti con la descrizione dei risultati attesi e del contributo per il raggiungimento degli obiettivi del PEI. Queste sono due sezioni, risultati attesi e obiettivi, collegamento con gli obiettivi del PEI. Si ritrovano in due sezioni. In particolare in relazione all'incremento della produttività e o di una migliore gestione sostenibile delle risorse. Gli aspetti che saranno, quindi incremento produttività o migliore gestione sostenibile delle risorse, tu devi centrarmi queste due cose e devi darmi delle informazioni riguardo a questo, non mi interessa che mi dai altre informazioni, devi riguardare questi due gli elementi. Gli aspetti che saranno considerati riguarderanno la chiarezza e l'esaustività nella descrizione dei risultati attesi, sempre riguardo alla produttività e alla gestione sostenibile, ricordiamolo sempre, che significa che chiarezza e esaustività non è che io farò così, perché così raggiungerò forse questo, no, una migliore situazione economica dell'azienda agricola. Cosa vuol dire? Non vuol dire niente. Dovresti considerare oggi è così, domani probabilmente sarà così, oggi è 10, domani forse probabilmente sarà 100 e te lo spiego perché dopo abbiamo quindi chiarezza e esaustività, la chiarezza e esaustività dell'analisi di contesto e quindi l'analisi di punti di forza e di debolezza sulla possibilità di applicabilità dei risultati,
il valore aggiunto del progetto rispetto a quello che oggi è praticamente disponibile, e infine la solidità e la credibilità delle informazioni e delle affermazioni. Questo significa che tu mi puoi fare tutte le promesse che vuoi, ma se non sei solido e credibile, nel senso che non riesci a portarmi degli elementi per farmi credere che tu sei solido e credibile, cadi. E normalmente la credibilità delle informazioni è legata anche a riportare dei dati, non solo le fonti, ma anche i dati, per cui che siano facilmente, e dopo vedremo in che modo, facilmente recuperabili, nel senso che è inutile che tu mi metta che anche la fonte mi metti un nome che potrebbe essere un emerito sconosciuto per me, no? Ma se tu mi metti l'emerito sconosciuto e anche magari mi citi non dico la pagina, ma comunque da dove hai tirato fuori questo, allora io metti nelle condizioni di poterla verificare, e la verifica è l'unica garanzia di poter mettere in comparazione i due alunni, uno che spara, no, e l'altro invece che dice è così, così colà, perché ho questi dati che io ti posso dimostrare. Questo è un esempio. La tempistica, guardiamo il budget, anzi no, prendiamo le misure, che forse è più... Anzi. Allora, ecco una cosa, l'interazione, la comunicazione interna che è stata vista. A parte l'elemento molto oggettivo che è questo, il grado di percezione da parte delle imprese forestali del problema da risolvere, che noi abbiamo declinato in maniera molto semplice e anche forse semplicistica, nel dire che se un progetto è presentato da un'impresa agricola forestale, probabilmente è più sentito. Però il giochetto ormai si sa, viene fatto presentato da un'impresa agricola che poi alla fine si dimostra essere poco partecipe, o comunque tra virgolette un prestanome potrebbe essere, quindi il giochetto, ma tanto è che prende 5 punti su 100, non è che ne prenda più di tanti, e la differenza tra il fatto che sia, vedete, l'università, se lo presenta l'università non prende neanche un punto, per esempio, no? Se lo presenta un'associazione di agricoltori, un consorzio, ne prende 2 rispetto a un'impresa agricola. Facendo l'esempio di prima, la CIA ha preso 2 punti nel progetto che è stato presentato in quella parte lì, no? Quindi non è che abbia puntato al massimo in quella voce, ha puntato in altre voci, probabilmente. E poi questo significa anche essere forti delle proprie convinzioni. Se ho bisogno di prendermi 2 punticini per forse anche una manifestazione di debolezza dell'idea. Il punteggio viene attribuito sulla base di dati forniti sempre, l'informazione, ecco, questo è importante, che è riportato in ogni voce, in ogni criterio, sulla base dei dati forniti e le informazioni fornite con, e qui c'è le sezioni, descrizione delle attività da svolgere, la loro ripartizione tra i soggetti partecipanti. Perché dati forniti e le informazioni, cioè, non puoi pensare che il valutatore sia nella tua testa e quando tu dici una cosa capisca che tu ti riferisci a una cosa e invece non l'hai detta. Perché capita anche a me dare per scontato che tutti sappiano quello di cui sto parlando, no? Quello di cui sto scrivendo, ma in realtà non è così, soprattutto se nel processo di valutazione vengono chiamati dei valutatori esterni indipendenti che non ti conoscono, non sanno chi sei, vengono anche da fuori regione, ok? E quindi probabilmente potrebbero anche venire da fuori Italia, per dirti, perché quando abbiamo presentato al direttore generale della Commissione Agricoltura dello sviluppo rurale il nostro processo di valutazione, ha detto: ma
Allora chiamiamo i valutatori dei progetti di Horizon, no? Utilizziamo quegli elenchi là, no? Potremmo farlo, sì, ho detto, bisogna far scrivere tutto in inglese, allora no. Allora, però insomma l'idea è far capire anche a un perfetto sconosciuto, o meglio che si è perfetti sconosciuti nei confronti di questo, far capire bene l'idea in maniera molto, molto chiara. Quindi, ma perché dopo qualsiasi comunicazione potrà essere fatta per cercare di spiegare perché non sei passato, e qualsiasi controdeduzione apporterà inevitabilmente delle informazioni in più rispetto a quelle che mi hai dato e là già dimostri la tua carenza, perché se hai bisogno di rispondermi a una comunicazione di diniego con ma sì, ma perché là volevo dire questo e là volevo dire questo e poi c'è anche quest'altro, vuol dire che non me l'hai detto in quel momento, no? Vuol dire che non sei stato sufficientemente chiaro. Gli aspetti che in questo caso sono considerati nel caso di interazione tra i partner, oltre che la chiarezza e esaustività nella descrizione, delle attività di scambio di conoscenze e di interazione tra i partner e la relativa tempistica, che significa che non basta dire ma sì, ci troveremo, faremo, qua e là, no? Allora sì, è previsto che Pinco Palla, il partner Pinco Palla periodicamente, cioè ogni 2 mesi, ogni 3 mesi, ci chiami il coordinatore, ci chiami a sé, ci faccia questo, ogni volta che c'è qualche novità mettiamo in moto un meccanismo di comunicazione, prevediamo questo e quest'altro come meccanismo di comunicazione per accelerare i tempi, insomma una serie di informazioni. E l'appropriatezza della tempistica delle attività di scambio tra i partner e sempre la solidità e credibilità delle informazioni e delle affermazioni. Allora, il punteggio con l'obiettivo da raggiungere, va bene. Allora, qui abbiamo il punteggio, grado di coerenza delle attività proposte con l'obiettivo da raggiungere. Io ho un obiettivo da raggiungere. Le attività che vengono proposte sono coerenti? Sicuramente sì, uno dice no, dopo è scontato che siano coerenti, se lo pensate. E allora, chiarezza nella descrizione delle attività da svolgere. Ripeto quello che ho detto prima, non è sempre detto che quello che tu hai in mente riesci a descriverlo bene, devi riuscire a descriverlo bene, perché altrimenti non capisco cosa vuoi fare. L'appropriatezza della scelta delle attività da svolgere, l'appropriatezza della tempistica e infine la solidità e la credibilità di quello che mi stai dicendo. C'era il progetto pilota, ecco, questo è un criterio molto oggettivo, si favorisce un progetto dimostrativo rispetto a un progetto pilota, eccetera, ma questo abbiamo l'appropriatezza della partnership. Allora, l'esempio che è stato fatto prima, no, che è stata richiamata la partnership con i punti di forza di ognuno. È chiaro che i punti di forza vanno visti in relazione all'obiettivo da raggiungere. Qual è il fabbisogno, l'obiettivo da raggiungere, i risultati che devono essere raggiunti, quindi il prodotto finale e la partnership deve essere coerente. Allora, sembra anche questa molto, molto facile da scrivere e da realizzare, ma non è così, perché magari si dà per scontato che tutti conoscano il Galileo, piuttosto che però nessuno sa nero su bianco cosa fa o qualsiasi altro soggetto. Quindi anche su questo l'esaustività, la chiarezza è importante, chiaramente le competenze che devono essere descritte chiaramente e devono essere funzionali al raggiungimento dell'obiettivo, quindi legate alla soluzione innovativa e all'opportunità, la complementarietà, mi è parso ben evidente prima, no, la complementarietà tra i partner e il bilanciamento, cioè non ci può essere diciamo qualcuno che pesa di più, qualcuno che pesa meno. Chiaramente inevitabilmente c'è quando ci sono potrebbe avvenire quando ci sono le imprese agricole, no? Ma questo è un punto di debolezza. Quando tu leggi in un progetto che ci sono imprese agricole che potrebbero essere qualsiasi altra impresa agricola, che non è lì per qualche motivo, perché ha una specificità, vuol dire che qualsiasi impresa agricola poteva essere, io sto valutando la tua squadra
per quel ruolo che devi svolgere, ok? Se è un ruolo per cui che lo faccia Tonio, che lo faccia Beppi, è la stessa cosa, potrebbe essere un punto di debolezza, potrebbe essere anche un punto di forza, volendolo vedere, ma allora me lo devi spiegare perché uno vale l'altro, no? Oppure spesso quando ci sono i progetti presentati dalle organizzazioni, dalle associazioni, la partnership da parte il coinvolgimento delle imprese non è ancora, ci è capitato di non avere evidenza, sì, la presente come associazione, quindi addirittura mi prendo meno punti, però poi addirittura non ti dico neanche chi sarà coinvolto. Allora, invece, io sì posso presentarla come organizzazione, però la presento come organizzazione perché dopo farò da cassa di risonanza e quindi già il mio ruolo te lo sto dicendo, e ti dico anche che però, siccome soci coinvolgerò nel progetto alcuni miei soci, e questi soci sono Giorgio, Beppi, Tony e Franco, ma perché gli altri no? E ne hai presi questi 4? Perché Giorgio è specialista in questo, Franco in quest'altro, e sono complementari tra di loro. Allora, una volta che tu sei riuscito a spiegarmi questo, che anche se è un'associazione, tu probabilmente prendi il punteggio massimo nella composizione della partnership e hai però rinunciato ai 3 punti del fatto che fosse un'impresa agricola, no? A presentare. Però sei forte qua, perché me l'hai spiegato bene e hai motivato. Allora, ecco, questa è una particolarità del bando GAL. Chiaramente noi abbiamo sul PSR, sui bandi regionali, abbiamo la coerenza con i fabbisogni individuati dal PSR e oltre che agli obiettivi del Partenariato Europeo per l'Innovazione, ma i fabbisogni del PSR sono, diciamo, cercare di proporre soluzioni per soddisfare i fabbisogni del PSR è diciamo, il core business di questa misura, no? E di tutte le misure. In questo periodo di programmazione le misure sono funzionali a colmare dei gap che sono stati evidenziati e sono stati scritti bene nell'analisi dei fabbisogni del PSR. Qui abbiamo uno strumento in più, il PSL, appunto del GAL, e quindi è chiaro che il focus sono i fabbisogni specifici di questo territorio, evidenziati nel PSL. Anche qui la coerenza degli obiettivi del piano con gli obiettivi specifici del PSL, l'adeguatezza dell'innovazione. Allora, se il PSL non ha messo in evidenza che in provincia di Belluno c'è un problema di filiera corta, nel territorio del Galles c'è un problema di filiera corta, un progetto di filiera corta probabilmente è fuori tema. Faccio un esempio, solo un esempio, perché non conosco se la filiera corta è dentro o non dentro, ma per darvi un'idea. Misure attivate del piano con le attività del gruppo operativo. Allora, questo è quello che dicevo prima, siccome noi abbiamo il pacchetto di misure, questo potrebbe essere il progetto, il pago, potrebbe essere il cavallo di Troia per bypassare qualsiasi graduatoria, e quindi questo è l'elemento, la parte che permetterebbe di evidenziare questa mancanza di coerenza. Allora, misure che il gruppo operativo intende attivare con il piano. Gli aspetti che saranno considerati per l'attribuzione è l'adeguatezza delle misure attivate in relazione all'obiettivo del progetto innovativo, l'adeguatezza della misura. Allora io inserisco dentro la formazione, ok, benissimo, ci sta bene perché l'obiettivo mi spieghi che perché dopo, attraverso la formazione, io faccio questo, la misura 1, bene, coerente, adeguato. Tempistica, io la formazione la faccio all'inizio, ok, va bene, può andare anche bene, dimmi perché. Perché la formazione sui risultati, adesso dico banalmente portando al paradosso, no, probabilmente non la tempistica dovevi metterla alla fine, no, quindi però è paradossale che mi scrivano questo, vuol dire che non hanno capito niente, no, dovrebbero dirmi, ok, l'informazione, la formazione
tutti gli interventi rivolti agli agricoltori lo faccio verso la fine del progetto o anche in fase, in progress nel progetto, magari a più ripetizioni, dando l'informazione o la formazione legata appunto allo svolgersi del progetto. Alla fine, se l'obiettivo del progetto era mettere in atto un processo nuovo o un prodotto nuovo, la formazione alla finale rivolta agli agricoltori dovrebbe riguardare appunto quel prodotto, quel processo nuovo e cosa potrebbe servire all'azienda che non ha aderito al progetto, che non ha partecipato direttamente al progetto, per strutturarsi, per poter effettivamente abbracciare quella soluzione innovativa che è stata raggiunta con il progetto del gruppo operativo. Però, quindi, coerenza in termini di adeguatezza alla misura, ma anche tempistica. Devo fare un investimento sull'azienda agricola, ok? È fattibile nel giro, e il progetto dura 2 anni, è fattibile nel giro di 3 mesi questa cosa che devi fare in azienda, che è funzionale al svolgimento di tutto, oppure non hai concessioni di edilizia, non hai niente, no? Oppure, insomma, adesso dico, faccio degli esempi, però questo per dire che tempistica è un altro elemento che può dare un segnale che il cavallo di Troia gruppo operativo è stato utilizzato. L'intervento da 16.2 questo è quasi per scontato, però non è detto, cioè, ecco, questa cosa sempre la misura bene. Anche la comunicazione e la divulgazione di risultati hanno un peso, in questo caso del 10%. Abbiamo adeguatezza, modalità scelte per la comunicazione, numerosità, tipologie di soggetti coinvolti, eccetera, eccetera. Anche qui solidità e credibilità delle affermazioni. Allora, per cercare di essere il più trasparenti possibile, noi abbiamo fatto quello che dicevo prima, un esercizio, per cui abbiamo allegato al PSR il cosiddetto manuale per la valutazione del piano. Questo per dare una traccia ai valutatori e quindi dando una traccia ai valutatori diamo una traccia anche ai compilatori della domanda.
perché se di fatto diventa uno strumento quasi di autovalutazione. E quindi il punteggio di ogni criterio è stato diciamo frammentato in punteggi relativi a quattro aspetti che non sono altro che gli aspetti che ho letto prima, cioè le consegne. Le consegne che ho letto prima si ritrovano qui, con però declinate seconda un grado di adeguatezza, di sufficienza, non sufficienza, quindi non adeguato vuol dire non sufficiente, sufficiente, buono, ottimo. Cosa significa? Che chi si colloca sulla seconda colonna di destra, quindi sul sufficiente, vuol dire che raggiunge il punteggio minimo. Se riesce a raggiungere il punteggio minimo su ognuno di questi quattro sottopunteggi, di fatto, raggiunge il punteggio minimo. Ma appena uno va, ed è estremamente rigida la cosa, se prende sufficiente su 3 e su 1 prende non adeguato, non raggiunge il punteggio minimo. Quindi è estremamente selettiva la cosa. Ok? Questo raggiungere comunque il sufficiente, quindi il punteggio minimo, chiaramente non è che fa andare a finanziamento, fa solo permette di dire che quel progetto è sufficiente, ha raggiunto il punteggio minimo, ma dopo c'è qualcuno che ha scritto meglio di te, ok? E quindi può aver preso buono e ottimo, magari su una parte, su uno di questi potrebbe avere preso magari non adeguato, ok? Ma avere la parte diciamo, di buono e ottimo prevalente sul non adeguato su uno di quegli aspetti, quindi c'è anche una certa flessibilità e elasticità all'interno del criterio. Però questo ecco, è un elemento che rispetto ad altre situazioni regionali in cui ho visto solamente riportati i criteri, no, di selezione, ecco, questo è uno strumento che secondo me è estremamente utile. Tra l'altro, usandolo ci siamo accorti che è migliorabile, quindi non è detto che per il prossimo bando regionale rimarrà questo, okay? Quindi inevitabilmente se ci fossero degli altri bandi GAL, inevitabilmente le linee guida dovrebbero essere modificate. E comunque, ripeto, è un allegato che è un manuale, quindi dicevo che la 16.2 ha una sua valutazione, qui abbiamo un punteggio minimo di 21 punti, che poi il punteggio viene riparametrato e va all'interno del criterio 721 del pago, quindi del progetto della 16.1. E qui anche abbiamo la stessa cosa, non sto qui a vederla ma ve la lascio, però ripeto, leggete bene le consegne, il grado di interazione, ecco qui abbiamo gli obiettivi trasversali. Allora normalmente noi siamo nell'ambito di una focus area, quindi una focus area, se è una focus area che riguarda l'ambiente, sicuramente l'ambiente è l'obiettivo. Dopo c'è la parte di innovazione e poi ci potrebbe essere un altro obiettivo trasversale. Quindi a seconda che si intercetta quello di cambiamenti climatici, per cui se intercetta 3 obiettivi trasversali prende il punteggio massimo. Ma non deve essere una forzatura, cioè non è che per forza, perché voglio avere i 10 punti qua, vado a snaturare quello che è il progetto, la mia idea iniziale, perché questo succede. Per portarsi a casa 2 punticini qua, vado ad aggiungere delle cose che probabilmente se non le avessi aggiunte, cioè se aggiungendole mi ha indebolito tutto il resto. Per avere 2 punti qua ne ho persi 4 o addirittura mi diventa non idoneo dall'altra parte. Cioè veramente cose assurde. Quindi attenzione a questo strumento qua, non sono i 2 punti che fanno la differenza, non sono questi 2 punti.
Cioè, guardate, un obiettivo trasversale è l'innovazione, quindi c'è già, ok? Un altro obiettivo deriva dalla focus area, devo per forza andarmi a spingere su... Vabbè, ecco, uno non capisce perché, ma io, allora, valutate la partnership 2 volte. Allora, la partnership, se abbiamo capito che abbiamo visto la bicicletta, ci sono 3 che pedalano, 2 però partecipano al 16-2, io devo valutare quei 2 ciclisti lì, non devo valutare il terzo ciclista. Il terzo ciclista lo valuto all'interno del progetto complessivo. Quindi la partnership per il gruppo, per la 16-2 deve essere coerente per fare quello. Quindi la stessa cosa che abbiamo detto prima vale anche in questo caso. Un grado di interazione tra i partner lo stesso, e quindi poi abbiamo idonei o non idonei, a seconda. I non idonei chiaramente ricevono una comunicazione. I non idonei possono ricevere una comunicazione dicendo guarda, non hai raggiunto il punteggio minimo in un criterio. E allora lì uno dice ma no, un criterio non ho raggiunto il punteggio minimo. Non hai raggiunto il punteggio minimo. E allora lì si spende tempo, si spendono parole, si cominciano a scrivere lettere, e più lettere si scrivono vuol dire che più carenza c'erano di informazioni, perché se hai bisogno di spiegarmi vuol dire che c'è qualcosa che non va, cioè soprattutto se mi spieghi aggiungendo parole. E io avrei finito. Guarda qua, questo è un gruppo operativo di peso, c'è il capofila che pesa più degli altri. Eh? Grazie a Monica che ha fatto queste belle slide. Allora, io ringrazio il dottor Trentin perché, come dire, ha riproposto i criteri che più o meno erano noti a molti di voi, perché avevamo avuto modo di vedere insieme questi allegati al bando, ma sicuramente ci hai dato degli stimoli sui quali ragionare, stimoli molto interessanti, che almeno per quanto mi riguarda, ma sono certo anche per chi è rimasto fino alla fine oggi, ci hanno dato una chiave di lettura sicuramente molto importante. E io direi che sei riuscito a fare anche una sorta di sintesi di quello che è stato il nostro percorso di 3 giorni, che si è riflettuto poi in quelli che sono i criteri di valutazione del progetto e quindi in quelle che sono le caratteristiche del progetto. Noi abbiamo cercato in queste 3 giornate di spingere un po', soprattutto, come posso dire, la curiosità di andare poi ad affrontare questi temi in maniera più, diciamo così, dedicata, non sicuramente con quegli incontri che abbiamo fatto, ma per lanciare delle occasioni di approfondimento che vanno proprio all'insegna di quei criteri e di quella qualità generale che ci auspichiamo venga dai progetti. Noi continueremo ad essere presenti, come pure la Regione si è speso anche Giorgio in questo senso, per rispondere a quesiti che vi invito però essere frutto di una valutazione attenta e ponderata. Voi avete come primo riferimento il GAL. Bene, quindi Avete chi ha fatto il certo, bando è il certo, nostro primo riferimento. assolutamente, Ok? Quindi assolutamente. Matteo farà da filtro alle Faccio la domande. fine. Ok, sarò un filtro molto severo e quindi comunque al di là delle battute sappiamo che ci sono dei progetti molto interessanti, avete capito che quindi bisogna puntare alla qualità più elevata possibile e soprattutto anche ad una valutazione ponderata su che cos'è la misura 16. Non è una misura di filiera, non è come dire un cavallo di Troia, come diceva prima Giorgio, per riuscire ad avere magari degli investimenti infrastrutturali così più facilmente rispetto ad un bando ordinario, non è nulla del genere, però è una grande opportunità da spendere insieme come territorio e su questo io direi vi saluto, Posso dire dopo una cosa prima? certo, lasciando l'ultimissima parola a Giorgio Trentini. No. Allora, innanzitutto, guardate che il caso Veneto, in cui i GAL hanno attivato la misura 16, credo, io non penso che in Emilia Romagna abbiano intervenuto. E penso che, non so, devo verificare, però saremo 1 o 2 regioni, 3 al massimo, che hanno attivato i gruppi operativi
o meglio, la misura 16 all'interno del PSL. Questo fa sì che a livello comunitario questa cosa è stata dirompente da un certo punto di vista, perché quando io sono stato chiamato a fare una relazione in un workshop per parlare appunto della situazione veneta, avevo messo gruppi operativi dei GAL. Ho ricevuto una telefonata, ci eravamo sentiti dalla Vanost, e mi fa guarda i gruppi operativi dei GAL non sono gruppi operativi. Quindi, allora, da quello che ho capito, perché? Perché per loro il flusso, cioè l'etichetta gruppo operativo è legata al finanziamento della misura 16. Vuol dire finanziamento, vuol dire cassetto risorse misura 16. I progetti del GAL, seppur con imbastiti sulla misura 16, prendono soldi dalla misura 19, ok? Quindi non sono finanziati dalla misura 16. Quindi teoricamente, dal punto di vista loro, i gruppi operativi del GAL non sono né i GO né i GOI, per dire in Emilia Romagna i GOI, perché non sono i GOI, ma non saranno neanche i GAL, ma saranno i GOAL. Quindi il gol in inglese il gol, quindi la meta finale. Perché secondo me questa cosa sarà osservata in maniera particolare. Adesso voi attraverso la rete rurale nazionale avete fatto conoscere questa cosa e secondo me potrebbe essere un esempio che potrebbe essere seguito anche da altri nella prossima programmazione. Tra l'altro, io perché non ero contrario a questa possibilità, perché io ho sempre visto, io personalmente sono uno che abbraccerebbe anche nuove frontiere, anche amministrative. Poi mi portano un po' i miei amici, spero che non ci stiano, intanto non mi vedono. Non sono io che parlo, non sono io che parlo, non sono io che parlo. No, ma l'hotel di gestione giustamente mi ricordano i piedi per terra, però abbiamo speso una buona parte della nostra vita dell'idea di gruppi operativi anche sull'onda di quanto sentivamo a livello europeo, cioè il fatto che comunque i gruppi operativi teoricamente non avrebbero confini, no? Ecco, quindi i gruppi operativi interregionali, io sono stato uno di quelli che spingevo perché questo potesse realizzarsi e sinceramente vedevo nel misura 16 create dai GAL il cavallo di Troia per far arrivare i gruppi operativi interregionali, perché voi avete l'altra misura cooperazione che potete attivare con altri GAL e quindi teoricamente attivando uno che è attivato alla 16 da una parte e uno che è attivato alla 16 dall'altra potrebbe teoricamente fare quindi non occorreva fare nessun accordo, nessuna stratagemma amministrativo, nessuno, perché la modellistica l'avevamo anche sviluppata, però immagino che se voi l'aveste proposta, probabilmente vi avrebbero detto di no. Ecco, quindi, però è estremamente interessante questa possibilità. Secondo me anche questa programmazione poteva essere testato un modello che noi avevamo in mente e si poteva veramente fare un bel lavoro. Però insomma, adesso c'è questa grande opportunità, secondo me è una bella opportunità di condivisione massima, massima apertura e non abbiate nessuna remora a telefonare ad altri gruppi, approfittate proprio dei numeri che vengono messi, cercate di scavalcare le difficoltà linguistiche in qualche modo, che poi sì, ci si capisce, e vedrete che questa cosa qua monterà su in maniera incredibile ed è estremamente... Io mi diverto un sacco a farla, cioè, mi sono divertito e avevo anche sofferto nel momento in cui c'è stato un po' di riorganizzazione, internamente avevo sofferto il fatto che comunque sì, ho continuato a seguirla ma non ufficialmente, però è una bella cosa, ti dico, secondo me apre le menti, apre le prospettive, ci apre a un'Europa, ci apre anche magari se qualcuno la contesta, però ci apre a vedere situazioni diverse, confrontarci, no,
no, è positiva questa cosa. Vedrai che risponderà. Solo una cosa prima di fare conclusione, ricordo che perché è utile per la platea, domani c'è un evento SITIAD, certificazione collettiva sul biologico, ma ancora più importante l'8 marzo, sempre per l'Istituto Agrario, c'è acquisti veri della pubblica amministrazione, sono limitate a tutte le 45 scuole bellunesi. È interessante capire la restituzione che avremo oltre tutti i comuni bellunesi, perché tutto il tema degli acquisti veri della pubblica amministrazione, biologico è il tema, quindi 8 marzo, 24 marzo c'è il convegno presso Agrimont di conclusione della nostra 16 del nostro SITIAD e anche il 6 aprile ci sarà il 6 maggio il progetto di cooperazione con la 16. Che dovranno presentare. No, ne approfitto anch'io per fare un po' di pubblicità. Uscendo sul tavolino dove siete registrati ci sono delle brochure che riguardano un progetto a cui partecipiamo come Regione Veneto, che riguarda il prodotto di montagna. Siccome qui siamo in area di montagna, noi vorremmo, siccome il progetto è in progress, vorremmo mantenere i contatti con voi, con chi di voi è interessato, quindi fatevi pure avanti, non abbiate remora a telefonare, anche a me direttamente, perché è un progetto comunque che riguarda il prodotto di montagna. Proprio l'altro ieri è stato presentato il marchio, il logo prodotto di montagna da parte del Ministero, cosa che era previsto dal decreto. Ci stiamo lavorando, non è così semplice come sembra, soprattutto in alcune situazioni, però è estremamente interessante per la vostra area qua, tant'è che noi parecchie attività la stiamo già svolgendo qui, non qui, in questo territorio, ma comunque nel territorio interessato dal GAL. Abbiamo già avuto anche un incontro con te e così via. E saremo veramente contenti di continuare questo tipo di attività fino al prossimo anno, che è l'anno di conclusione. Bene, allora io direi grazie a tutti e a presto. Grazie. Bene. Sì, è stato utile. Scusa se abbiamo tirato un po'. No, no,